Amici bellini, andiamo a braccio. Dov'è braccio? Non mi ricordo. Perché un martedì che è diventato pazzesco. Lo hanno fatto. Skorupski lo ha fatto diventare pazzesco. Dobbiamo fare il recap. In questo caso ce n'è proprio bisogno. Recap. Cominciamo. Allora, amici miei, no, è perché la cosa si entra nel vivo della questione. La questione entra nel vivo. Lasciate dei like per questo finale di campionato imprevedibile, imponderabile, il famoso l'imponderabilità, ecco, la comunicabilità, ecco, tra un marito ed una moglie. Nello Ascione, benvenuto a tutti i nuovi iscritti, siete tantissimi, a me mi esce solo uno dei nomi a caso, quindi benvenutissimo, i like l'avete lasciati, non lo so se vi piace, questa forza sopra, l'angolino deve rimanere così, la maglietta adesso vediamo se ne metto di più, se faccio un casino, se la tolgo proprio, non lo so, ci sto ancora lavorando, è un po' un macello, ma io direi con un Abraham tattico, proprio perché andiamo a braccio, io mi sposto come se mi spostassi solo un po' più di qua e vediamo un attimo la situazione, perché è inevitabile dare uno sguardo alla classifica, visto che le cose che sono successe in questo turno di campionato è la cosa che ci interessa di più. Spezia-Venezia, ha vinto lo Spezia, ci interessa moltissimo. Lazio-Sassuolo che vince la Lazio, ci interessa moltissimo. La Salernitana che perde con il Torino, nostro malgrado. La Fiorentina che vince con l'Empoli significa che si mette di diritto in mezzo alle sorelle, quindi le sorelle sono 8 e puntano tutte al titolo. Anche no. L'Udinese distrugge il Cagliari, il Napoli ha fatto delle cose carine, la Roma che sta facendo un campionato di ritorno, un girone di ritorno interessante, infatti stanno lì, guardate come mettono più fiato sul la cosa importante che è successa, che con la vittoria dell'Inter c'è più fiato sul collo della Roma sulla Juventus per quel quarto posto che non sulla Juventus, la Juventus sull'Inter per il terzo, perché poi se noi andiamo a vedere, adesso fanno le grigliate, no? Qualcuno parla di corsa a 3 per lo scudetto, qualcuno continua ad inserire la Juve. Sì, ma tu devi considerare che l'Inter ha una partita in meno e la devi considerare vinta per scaramanzia, non per altro. Per scaramanzia la devi considerare vinta. E anche se non fosse, perché l'imponderabile esiste, il Bologna ce l'ha fatto vedere con il Milan, fai conto che si impantanano ancora e fanno un punto, vanno a 64, sarebbero 5 punti, comunque gli stessi 5 punti che ha la Roma dall'Atalanta, però sono 3 squadre. La cosa importante è che 3 squadre devono crollare tutte e 3 e questo è la cosa calcisticamente possibile ma molto improbabile, però l'imponderabile sta succedendo in questo campionato, quindi noi con calma, con la calma di Giobbe, il Verona ha vinto con il Genoa, ci interessa moltissimo, il Milan ha pareggiato col Bologna, questa è l'imponderabilità. Allora, se qualcuno vi verrà a dire, questa è la cosa importante che ci tengo moltissimo, poi mi scrivete nei commenti, senti, per me sono 7 finali, sono tutte finali che vanno vinte, io vi voglio convincere perché è il mio cavallo di battaglia. Ogni volta che qualcuno vi dice sono 7 finali, in realtà l'hanno cominciato a dire già prima, sono 8 finali, allora già abbiamo vinto una finale? Dov'è il trofeo? Dov'è questa bacheca che si riempie di trofei se vinciamo 5 di queste finali? Abbiamo 5 trofei in bacheca? Direi di no, ce ne torniamo a casa carichi di meraviglia senza aver fatto niente. Vi ricordate quante finali abbiamo vinto l'anno scorso? Quando abbiamo fatto quel girone di ritorno di 43 punti e poi abbiamo pareggiato l'ultima finale? Si pareggia l'ultima finale, se pareggi l'ultima finale vai ai supplementari, vai ai rigori, insomma signori, non sono finali, le finali sono un'altra cosa, sono una cosa seria a cui il Napoli non è neanche abituato, quindi non ci conviene chiamarle finali, vi prego non chiamatele finali, chiamatele 7 partite da vincere possibilmente nel campionato più scarso del mondo e sotto nei commenti #scarso. Scarsa la Serie A, scarsi i giocatori del nostro campionato, scarse le squadre, scarsi quelli in testa, scarse quelle sotto.
scarsi, perché poi questa è la parola chiave, siamo scarsi perché... Io ho guardato un pochino la partita, il Bologna che non tira, cioè nel primo tempo ancora un pochino, sai, qualche apprensione, poi per le buone palloni che vagavano e non tiravano, e il Milan che arrivava e diceva la passa a te, pum, e andavano a sbattere contro la difesa. Tutti scarsi. È un campionato super mediocre, veramente mediocre, a partire dalla testa a scendere, perché non si gioca a pallone. Dice, ti dispiace? No, non mi dispiace. Guardate, perché non sono finali e perché non si possono fare più tabelle? Perché è un campionato scarso, scarsissimo. Allora, quando mi dite l'Inter, no, deve recuperare, come vedete qua di fronte, dove sta? Eccola, si spezza il dito, deve recuperare con il Bologna. La consideriamo già vinta, ma per scaramanzia, con un Bologna scarso che si mette lì in attesa e fa la partita stoica, se la vuole fare. Anche l'Inter che sta dimostrando grandissime difficoltà, perché evidentemente anche loro sono scarsi perché fanno la differenza del campionato italiano, ma poi sono scarsi. Che ne sai? Allora non possiamo fare tabelle, perché la tabella logica dell'ultima partita di campionato era che il Milan doveva allungare senza alcun dubbio su Napoli e Inter, perché il Napoli affrontava l'Atalanta fuori casa. Mamma mia, l'Atalanta forte, scarsi, anche loro come noi, scarsi. L'Atalanta, e quindi sai, un pareggio te lo tieni stretto, un pareggio ti starebbe bene perché tieni l'Atalanta e vinciamo. L'Inter con la Juventus in gran forma, la rivalità tra le due, eccetera eccetera, e la Juventus gioca meglio, cosa pazzesca, gioca meglio e meriterebbe, i tifosi della Juventus non risultatristi, che meriterebbero, fanno gli applausi alla propria squadra, meritavano di vincere, a parte le polemiche, le mettiamo da parte le polemiche di tutte le cose. Vince l'Inter e quindi 3 punti, il Milan con il Bologna 0-0. Non riescono a segnare, scarsi tutti, scarsissimi, scarsi. Si è fatto lo sforzo massimo, in Europa siamo usciti subito, scarsi. Vediamo se l'Atalanta almeno mantiene alta la questione dell'Italia in Europa, perché altrimenti scarsi, nazionale scarsa, e quindi è un campionato scarso. Nei campionati scarsi può succedere di tutto. Allora se noi dobbiamo guardare una partita alla volta, non possiamo fare con la Fiorentina facciamo un punto, con la Roma ne facciamo un altro, poi con l'Empoli vinciamo sicuro, perché l'avete vista la classifica, no? Qua bastava il Napoli, noi se arriviamo punto a punto, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, però per qualcuno che magari non l'ha sentito ancora, se arriviamo a pari merito col Milan, al momento, visto che abbiamo una migliore differenza reti, tutto a posto, passa il Napoli, dopodiché si vedono i gol fatti, dopodiché si fa lo spareggio. Ma è difficile, se si arriva a pari punti è difficile che vi siete iscritti al canale Telegram. A proposito, voglio ringraziare Ciro, l'amico Ciro, che si chiama Ciro, che ha comprato la tazza ed è partita e gli sta arrivando. Fluido.net, vi divertite, potete bere, potete fare. Quindi pari merito con il Milan, andiamo meglio noi. Pari merito con l'Inter, vanno meglio loro perché hanno vinto uno scontro diretto e noi il secondo l'abbiamo pareggiato. Se arrivassimo tutte a pari merito, passa il Milan perché si fa la classifica avulsa, cioè praticamente la classifica avulsa dalla classifica, e si considera la classifichetta degli scontri diretti di tutte quante. E noi abbiamo un punto con l'Inter e 3 punti con il Milan, quindi 4 punti. Il Milan, che ha battuto l'Inter, ha 7 punti e l'Inter ha 5 punti. Di conseguenza non ci va bene arrivare a pari punti, e guardate cosa ci manca, perché poi ognuno potrebbe recriminare la partita con l'Empoli, la partita con lo Spezia, la partita con il Cagliari. Una di queste veramente ci manca un punticino, lo potete prendere dallo Spezia, lo potete prendere dall'Empoli per raggiungere il Milan, e in questo caso saremo noi primi in classifica. Guardate l'imponderabilità, guardate la cosa pazzesca. Oppure
2 punti con il Cagliari e là staresti addirittura in vantaggio. Però non si può fare questo discorso, lo so che vi piace moltissimo e dire mannaggia come mi mordo, non si può fare, perché che ne sai che quel pareggio con il Cagliari non ti ha dato la spinta per fare le ultime partite così come le hai fatte, perché le sconfitte, i pareggi, le cose che stecchi alle volte ti fanno parlare nello spogliatoio in maniera diversa e dai una spinta in più, oppure la vittoria in un certo momento ti dà una spinta in più per la prossima, la vittoria con l'Atalanta magari ti ha dato una spinta, non lo puoi sapere, tutte frasi fatte, tutte banalità che noi dobbiamo togliere da mezzo nel calcio, dobbiamo guardare il calcio in maniera diversa, diversissima, e non possiamo per l'ultima volta considerare che vabbè, il calendario del Napoli è facile perché ha lo Spezia, il Genoa, l'Empoli, sai queste squadre, scusate, con l'Empoli abbiamo perso e quindi non è facile. Con lo Spezia quando non glielo ricordate anche l'anno scorso, il Genoa che è questa squadra tostissima allenata dalla e non è facile assolutamente. Il Torino è una squadra che storicamente ci dà fastidio e noi giochiamo male contro il Torino. Juric, attenzione. Il Sassuolo gioca bene invece, partita aperta a tutti i risultati. Fiorentina e Roma hanno i colpi per farti male. Questo vale anche per l'Inter e vale anche per il Milan, perché non può valere solo per noi, dobbiamo essere onesti. Quindi il Milan, anche loro, il Torino, il Genoa, hanno anche la Lazio che noi non abbiamo, hanno il Verona come anche l'Inter ha il Verona, l'Atalanta eccetera eccetera, il Cagliari. Il quando avrà la sua importanza come sempre, perché una squadra che è appena retrocessa magari la partita successiva la può affrontare con meno piglio, una squadra appena retrocessa. Ma tutti questi discorsi, vedi, sta pure la Juve, e facciamo un saluto a Calcio Napoli 24 che ha fatto questa grafica. Bisogna sempre citarle le fonti, perché queste grafiche è il lavoro e bisogna sempre rispettare il lavoro altrui. E anche la Juve, il Bologna, le cose, il Venezia, la Lazio e la Fiorentina, le vogliamo considerare? Le consideriamo tutte. La cosa vera è che nessuno può fare previsioni su niente, perché Skorupski. Quindi ragazzi, mettiamo da parte un attimo queste banalità, mettiamo da parte le tabelle che non servono a nulla, perché siamo scarsi, è il campionato scarso. Così, credetemi, arbitri scarsi, Lega scarsa, federazione scarsissima. Il Napoli viene punito con 12.000 euro di ammenda per 2 petardi, l'Atalanta 8.000 per gli insulti razzisti. Scarsi, è una nazione veramente scarsa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lo so, si parla insistentemente di Kvaratskhelia, non è il momento. Non è il momento, siamo scarsi, ci teniamo quelli scarsi che abbiamo, scarsissimi, però ci divertiamo, però ci stiamo divertendo, è come emozionante, è emozionante, possiamo goderci il percorso, emozionarci a prescindere dal risultato? Secondo me sì, da New York Valerio Fluido è tutto, la prossima, Forza Torino, ma si dice tranquillamente, perché dipende, non siamo padroni, ecco diciamo, non siamo padroni del nostro destino. Perché se l'Inter fa quello che deve fare con il Bologna, noi siamo gli ultimi di questa classifichetta così, non siamo padroni del nostro destino, lo dovevamo fare prima, non fa niente. Quindi Forza Torino, ma senza proprio problemi, Forza Napoli e Forza Verona, di volta in volta, gufetti e non gufetti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, poi fate Vobbis. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.